Oltre 300 studenti lo scorso 9 maggio hanno riempito la platea del Teatro da Ponte di Vittorio Veneto per le celebrazioni della Festa dell'Europa, ricorrenza promossa dall'IPA Terre Alta della Marca Trevigiana come momento culminante di un percorso didattico avviato con le scuole superiori nei comuni di Conegliano, Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Nel corso della giornata gli studenti hanno presentato una serie di lavori realizzati nelle categorie filmato, manifesto, foto, dialogo tra giovani e composizione musicale, dedicati al tema I Dreamt a Dream, la mia, nostra Europa. L'obiettivo è confrontarci con i giovani, quindi vedere se l'idea dell'Europa è ancora un'idea vincente e come la interpretano loro rispetto alle generazioni che hanno più anni dei ragazzi. E è bello scoprire che c'è molta più Europa nei giovani, nelle generazioni dei cinquantenni, dei quarantenni, dei trentenni, perché oggi forse attraverso l'uso dei media, attraverso la facilità con cui si ha l'informazione, i giovani non hanno confini. Ecco, l'assenza proprio dei confini, di barriere, è quello che emerge anche dai loro fantastici lavori che abbiamo visto oggi e premiato. A dialogare con i giovani spettatori sull'idea d'Europa anche alcuni momenti di approfondimento insieme ad autorevoli ospiti che hanno trovato numerosi punti di contatto con gli elaborati presentati dagli studenti trevigiani. Ma io credo che bisogna riflettere soprattutto su quelle che sono le origini della nostra Europa, e a questo proposito io mi sono permesso di ricordare quelli che sono i lavori preparatori dei nostri padri e delle 21 madri costituenti, del perché hanno fatto quella scelta all'epoca. Ma c'è stata molta attenzione da parte dei giovani e devo dire che per quel che mi riguarda, anche per i lavori che hanno elaborato, mi danno speranza, soprattutto nel considerare l'Europa come un'entità il cui obiettivo deve essere ancora oggi quello di assicurare in primo luogo la pace e la giustizia fra le nazioni. L'immagine dell'Europa è l'idea di questo dialogo, di questo confronto, partendo proprio dalle esperienze che loro vivono. Non riescono a vedere questi grandi disagi, questi muri. Il premio del manifesto è il volto di una giovane e che probabilmente diventerà anche il logo per la prossima festa dell'Europa dell'anno prossimo. Sostenitori fin da principio della Festa dell'Europa, giunta la seconda edizione, c'è Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica, che insieme alla comunità europea sta portando avanti importanti progetti di sviluppo nel territorio. Guardiamo con attenzione al mercato della mobilità elettrica. Attualmente siamo presenti a Bruxelles con 2 progetti, uno guidato dalla Regione Veneto e il secondo guidato dal Parco Scientifico di Trieste. Ovviamente, come in tutti i progetti della Comunità Europea, ci sono partner internazionali che vanno dalla Grecia alla Francia piuttosto che i paesi dell'Est, e l'obiettivo nostro è quello di sviluppare e valutare le possibilità di sviluppare un business nel settore della mobilità elettrica. Ascotrade utilizza ad esempio la possibilità di contributi della Comunità Europea per formare i propri dipendenti. Da alcuni anni infatti tutta la formazione noi attingiamo a questi contributi, dando così da una parte la possibilità all'azienda anche di risparmiare, dall'altra parte ai nostri dipendenti di crescere sia come uomini che come professionisti.